50.000 euro per la ricerca, salutati da un brindisi con il buon vino di Vo. Hanno staccato il primo assegno i produttori dei Colli Euganei che durante l'estate hanno iniziato una raccolta fondi attraverso la vendita di vino solidale. Due prodotti in commercio, il rosso DOC Colli Euganei e il serprino spumante DOC Colli Euganei. 84.000 le bottiglie già distribuite ai negozi e supermercati. Il Natale potrebbe far tagliare e superare il traguardo delle 100.000. Vino simbolo di cordialità e di quella convivialità bloccata nei durissimi mesi del lockdown. I soldi raccolti andranno concretamente a sostenere la ricerca dell'Università di Padova. Li useremo per ricerca scientifica finanziando posizioni per giovani, quindi combiniamo quelli che sono i nostri due mandati di cui siamo orgogliosi, essere un'università di scienza ed essere il luogo nel quale i giovani si formano e i giovani si introducono alla scienza. Per ogni bottiglia venduta €1 viene destinato al Bo, un sostegno per l'economia trainante, quella del vino del paese, simbolo della pandemia. Uno scontro rosso-bianco in cui è in atto un inatteso testa a testa. Non ci aspettavamo che i due vini al 50% fosse consumato il rosso, fosse consumato il serprino. Il serprino è uno spumante classico e quindi va bevuto freddo, probabilmente durante l'estate pensavamo avesse un po' più di riscontro di consumo, mentre anche il rosso ha avuto, quindi sono state 50% di vendite. È un orgoglio essere una città che è diventata addirittura modello non solo per tutta Italia, ma probabilmente che guarda tutto il mondo. Beh sì, l'orgoglio c'è, abbiamo dimostrato che impegnandoci in modo serio si possono cambiare le situazioni, quindi da noi che all'inizio eravamo considerati come gli untori siamo poi diventati un modello a livello nazionale e anche internazionale.